Gennaro Presti, è da una settimana il primo consuntivo, è il partito del nuovo corso CPA, oggi anche la visita del prefetto di Agrigento. Sì, il CPIA, come avevamo già detto la scorsa volta, è come dire, quello che raccoglie un po' tutti coloro che sono fuori dal mondo dell'istruzione, quindi penso che sotto l'aspetto della sicurezza sociale, ecco, il ruolo che noi abbiamo è estremamente importante. Oltre a questo vi è la parte che non è come dire, indifferente come impegno e come docenza, che riguarderebbe l'alfabetizzazione degli extracomunitari, e quindi questo è un compito che spetta come dire, nel progetto che presentano le comunità, ma è un compito nostro e per questo lo Stato come dire, mette delle risorse. La prefettura sicuramente è un punto di riferimento per quanto riguarda tutta la questione che riguarda gli extracomunitari, ecco allora che noi sicuramente faremo dei protocolli d'intesa, ecco che avere qui Sua Eccellenza il Prefetto, il Dottor Diomede, a me fa come dire, immenso piacere, perché vuol dire che c'è un'attenzione attorno a questa istituzione che nasce come diciamo quest'anno per la prima volta, quindi lo Stato ha fatto un cambio, come dicevamo prima, metodologico, non è solo un cambio terminologico, quindi non siamo passati dall'educazione agli adulti all'istruzione per gli adulti, ma nel senso che l'istruzione vuol dire esige competenze, certificazione di competenze, assunzione di responsabilità. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, però è giusto che tutte le istituzioni che stanno sul territorio come dire, facciano sistema, stiano in rete, come si vuol dire, abusando di un termine, perché se facciamo sistema, se stiamo insieme, questi problemi che sono problemi difficilissimi, abbiamo visto cosa è successo in questi giorni in altri paesi d'Europa e meno male che c'è un cambiamento anche di linea, bene, questi problemi si possono risolvere meglio. Lei ha ritenuto di venire qui e portare anche il suo saluto a un nuovo corso di studi che interessano i lavoratori, ma anche è propedeutico per chi arriva in Italia e non ha nessun titolo di studio e imparare la lingua. Ma direi che in questo Agrigento, insomma, si dimostra ancora una volta come una città aperta, aperta e attenta anche a quelle che sono le esigenze e i bisogni. Bene ha detto lei, parliamo sia di esigenze e bisogni da parte di lavoratori e parliamo anche di quell'altro segmento specifico che è quello degli extracomunitari, che sicuramente per poter meglio integrarsi in questa comunque accoglienza sociale che Agrigento continuamente dimostra, ha bisogno anche che venga offerta a queste persone un percorso, chiamiamolo sinteticamente, di alfabetizzazione, comprensione migliore della nostra lingua, maggiore facilità di poter entrare poi in sintonia con le persone e anche con le istituzioni. Anzi, io approfitto, sono stato questo fine settimana a Lampedusa, un'associazione di volontariato, Comitato della Croce, ha ritenuto di offrire la loro simbolica medaglia d'oro alla comunità di Lampedusa, ho tenuto a evidenziare che è la comunità di Lampedusa come espressione comunque della comunità di Agrigento, provincia che da anni e anni comunque ha dato sempre massimo segno di attenzione e disponibilità nei confronti di queste persone che in termini di assoluto bisogno raggiungono i nostri comuni, le nostre terre. Quello di questa mattina è un ulteriore momento importante ed essenziale di questo sistema di accoglienza nei confronti degli extracomunitari. Ci sarà tutto ogni possibile sostegno quando fosse richiesto da parte del Presidente Lopresti e vedremo di mettere sempre insieme e in collaborazione questo desiderio di fare bene ognuno alla propria parte mettendoci insieme.